Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea. Grazie Sveva, eccoci qua con la trasmissione del lunedì Cultura Popolare Italiana. Questa volta sarà divisa in due precise parti. La prima, nella prima parte, un commento all'esito dell'Eurosong Festival, ecco, Contest Festival per dirla tutta. Avete visto il fine settimana del mondo dello spettacolo è stato caratterizzato proprio da questa gara che ci appassiona tutti gli anni proprio perché appartiene, o almeno dovrebbe appartenere, alla più squisita cultura popolare, una cultura musicale che vive di musica e soprattutto di musica leggera, di musica pop, in parte rock, che appassiona tutti quelli che appunto sono interessati alla fonia, cioè al sistema di trasmissione del pensiero attraverso il suono. Ovviamente il suono richiama anche il testo, ma come avrete visto la vincitrice di quest'anno, la canzone vincitrice è quella dell'Austria, che bissa il successo del 2014 con la famosa Conchita Wurst, che tanto scalpore fece con il suo corpo di donna e i baffi da uomo, parliamo di 11 anni fa. Questa volta non si è smentita l'Austria nel catturare più voti degli altri perché in buona sostanza il filippino o la filippina, non ho capito bene il sesso di appartenenza, ma ha poca importanza, comunque una persona bravissima, eccezionale, ce l'ha messa tutta appunto per estenuare le sue corde vocali in una trasmissione di suoni davvero fantastica. Naturalmente questo al netto di tutta la polemica che è seguita, come sappiamo, sul fatto che la canzone israeliana, che molti davano per perdente assoluta, conseguenza anche della situazione politica bellica e della presa di posizione da parte di un certo mondo occidentale vicino alla sensibilità della... Scusate, qui c'è un... Ecco, scusate l'interruzione. Spero, si sente bene, Sveva? Sì, si sente Pronto? benissimo. Ecco, sì, no, perché mi era arrivata una telefonata spam, come al solito, tanto per cambiare. Ne riceviamo tantissimi tutta la giornata e siamo anche un po' stufi di questi spam che arrivano inopinatamente. Allora, ritornando a bomba, vi dicevo, il mondo è risultato basito anche perché la canzone israeliana era data per perdente assoluto in conseguenza della presa di posizione che personalmente non condividiamo, pro-Pal. Ecco, non condividiamo personalmente la posizione pro-Pal, al di là ovviamente di giudizi geopolitici che non riguardano la nostra sensibilità più vicina al mondo, ai problemi del mondo italofono, ma non per benefreghismo, ma proprio per mancanza di conoscenza e di approfondimento personale, di cui mi scuso. Detto questo, in realtà la canzone italiana ha avuto un successo enorme da parte della giuria popolare, dimostrazione appunto che non c'era una sorta di damnazio, no? Di dannazione, di condanna del mondo israeliano, quale alcuni media fanno credere. Però oggi l'argomento non è questo, perché noi, conducendo questa trasmissione che si intitola Cultura Popolare Italiana, è chiaro che stiamo attenti a tutto quello che è italofonia, anche dal punto di vista del bel canto, e qui ci sono in ballo 3 canzoni, che sono la prima in concorso reale per l'Italia, da parte di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, che è arrivata al 5° posto. Molti pensavano appunto che la canzone non fosse capita da alcuni rappresentanti votanti di altre nazioni, e tra l'altro la storia è lunga anche perché Lucio ha sostituito in realtà il vincitore reale di Sanremo. Quest'ultimo aveva abbandonato per motivi tecnici, quindi Lucio Corsi, presentando questa canzone, è arrivato 5°.
ed è stato, secondo taluni, un bel successo, tenuto conto appunto delle difficoltà di capire magari bene la lingua italiana da parte di altri, e anche della canzone molto, molto particolare. Si parla oramai di nuovo menestrello. Il mio giudizio l'ho già espresso, ma ci tengo qui a precisarlo meglio. Indubbiamente il talento di Corsi è notevole. Il giovane, più giovanissimo, un giovane toscano di Grosseto, ha un talento innato per riuscire appunto ad esprimere un certo tipo di sensibilità. Si badi bene, non è il solo. E poi qualcuno ha detto, beh certo, c'è dietro una manager di successo come Caterina Caselli, chi può permettersela? Ci sono altre persone brave come Lucio Corsi, ma non hanno questa fortuna, è vero. E qui ritorniamo al solito refrain che tante volte ho espresso dalle onde di questa radio: ci sono persone più fortunate delle altre. Il mondo è fatto così, cosa volete? Non ho la bacchetta di Zeus o di Dio per cambiarlo, il mondo è fatto così. Nella vita devi fare gli incontri giusti in tutti i campi. A maggior ragione guardate nel settore della cultura, che sembra, diciamo, lontano da queste meschinità, ma il mondo va così. In ogni caso non si può negare che Lucio abbia delle qualità notevoli, e se è stata studiata questa figura del menestrello Pierrot, no? Che ricalca, o almeno rilancia alcuni spunti tipici di Rino Gaetano in passato, o di altri personaggi da lui stesso citati, da lui stesso amati. Noi dobbiamo riconoscere che questo filone in Italia è sempre stato presente, però sotto traccia, oppure con una forma di snobismo da parte di molti che hanno preferito altro tipo di canzone. Ora il ritorno di questo genere con forza dimostra che stiamo vivendo un tempo, una temperie culturale complessa, laddove appunto i testi delle canzoni possono seguire, come in questo caso appunto, questa forma di denuncia, che non è una denuncia politica, si badi bene, questa è la bellezza, non è una canzone politica appunto, è una canzone realistica, di psicologia, laddove evidentemente il giovane impersonato da Lucio spiega come appunto bisogna anche riuscire a sopravvivere a forme di emarginazione, insomma. Spesso non ci si sente amati, anche proprio da ragazzi non ci si sente amati, si viene considerati inferiori per motivi economici o per motivi culturali di varia natura. Ma bisogna trovare dentro se stessi quella forza che ci permette appunto di sopravvivere appunto. A volte la nostra ambizione è esagerata, appunto, volevo essere un duro, volevo fare la figura del furbo, dice, fa capire per intenderci. Le canzoni poi vanno spiegate anche, secondo me, è sbagliato lasciarle andare senza spiegarle. È un mio vecchio cavallo di battaglia già dai tempi di Radio Padania. E pertanto alla fine appunto quello che sembra un gioco da ragazzi, la vita è abbastanza complicata, sta a noi decifrarla, interpretarla e capire che comunque una soluzione c'è sempre a tutte le cose. Non è facile, ma c'è sempre. Questo ci ha voluto raccontare il Menestrello con questa canzone che sta avendo oramai da febbraio un successo notevolissimo. Ma in realtà c'è un'altra canzone. E parliamo di una triade, no? C'è un'altra canzone che sta avendo in realtà un successo enorme e è destinata a diventare il tormentone dell'estate. Stiamo parlando di Espresso Macchiato di Tommy Cash. Allora, che giudizio dare? Intanto si è piazzato al terzo posto, qualcuno addirittura lo aveva pronosticato vincitore, ma così non è stato. E si è piazzato al terzo posto dopo che, siccome questi personaggi vengono da vittorie in ogni nazione, nel mondo estone, quindi stiamo parlando di Estonia, Tommy Cash era già emerso qualche mese fa, quindi la canzone era già conosciuta, come tutte, e diciamo adesso sta veramente superando il muro del suono.
penso che sarà il reale tormentone internazionale, ecco, diciamo dal Polo Nord al Polo Sud per tutta l'estate 2025. Espresso macchiato, ecco appunto la canzone dice espresso macchiato amore mio, espresso macchiato per favore. Per la verità il Tommy Cash, che personalmente mi risulta simpatico, ecco, con i suoi baffi e i suoi capelli lunghi, Tommy Cash esprime, essendo estone appartenente a una cultura baltica, esprime intanto si esprime male esattamente l'italiano, piccolo particolare perché dice por favore. Questo è un problema che ho già sentito moltissimo con i tedeschi che avevo come colleghi di lavoro alla Deutsche Schule, perché in realtà spagnolizzano il per, fanno fatica a dire questa locuzione per, la trasformano in por, che è una forma di ibericizzazione e spagnolizzazione, quindi dice por favore anziché per favore. Ma questo è un particolare abbastanza laterale. In realtà, come sapete, Tommy Cash prende un po' in giro l'italianità. Personalmente, non solo non mi arrabbio di fronte a Tommy Cash, ma trovo centrata la questione. Cioè praticamente lui ci rappresenta un uomo, ma anche una donna volendo, che risultando stressato, molto stressato, sempre in uno stato di agitazione continuo, eccetera, 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 e quindi di stanchezza e di stress, chiede alla persona che ama, ecco, di fargli un bel espresso macchiato, che non è l'espresso normale. Già l'espresso si sa che è una produzione italiana, perché l'espresso insomma non c'è come, come materia prima di prodotto comunque di offerta da bar, non c'è all'estero. C'è, è arrivato anche lì come la pizza, ma tutti sanno che è di origine italiana. Quindi l'espresso macchiato, però macchiato perché vedete la sfumatura, ma è azzeccata, perché il mondo italofono, e quindi insomma il mondo che parla italiano a sud delle Alpi, dalle Alpi alla Sicilia, è un mondo che non ama gli estremi. Ok? Cioè, secondo me l'insieme dei popoli italiani e italofoni vogliono in qualche modo sempre consolarsi per qualcosa d'altro e vogliono attenuare quelli che possono essere dei dolori o dei piaceri eccessivi. Questa è la nostra mentalità. Piacerebbe sentire ovviamente anche Sveva. E quindi cosa succede? Che noi non desideriamo l'espresso assoluto. Certo, già l'espresso può essere un pugno nello stomaco, perché non c'è dentro un liquido come, non sapete, il caffè all'americana o alla francese, no? Che sono molto più lunghi, molto più densi, eccetera, eccetera. E quindi c'è dentro poca materia prima e poca acqua, e quindi l'espresso comunque è qualcosa che deve, dal punto di vista italiano, deve ristabilirti, devi rimetterti in carreggiata vista lo stress e la stanchezza. Però c'è un però, e qua ci ha visto giusto appunto chi ha scritto la canzone e il modo con cui è interpretata da Tommy Cash. Ecco, però c'è un però, che è questo: noi, per riuscire ad attutire il colpo, perché se no saremmo distrutti psicologicamente, non fisicamente, abbiamo bisogno di una goccia di latte, che anche questo insomma appartiene un po' alla cultura italiana mammona, no? Dove appunto vuol mettere un po' di latte dappertutto per riuscire a ricordare, ecco, come da bambini piccinini si succhiava le tette della mamma. Ecco, quindi questo pugno dell'espresso va un po' attenuato, non si sa mai, per una forma di oscura paura, perché anche questo fa parte del mondo italiano.
E non dobbiamo vergognarcene, no? Perché se noi vediamo nella canzone di Tommy Cash una presa in giro cattiva della nostra italianità, noi siamo assolutamente fuori strada. Perché in realtà questo vizietto, chiamiamolo il vizietto, come un famoso film di Ugo Tognazzi, che è stato uno dei più grandi, secondo me, attori padani e italofoni, se noi accettiamo questo vizietto, in realtà sappiamo che per compensazione, ecco, sappiamo fare delle cose che sono anche straordinarie, e in realtà siamo stressati proprio perché abbiamo un vulcano dentro, abbiamo un vulcano nella mente, e quindi è vero che siamo in grado di fare cose che magari altri popoli non sono in grado di fare. Ma come le facciamo? In maniera stressata, in maniera disordinata, un casino della Madonna, un puttanaio, come si dice, no? Mentre molti altri popoli, specialmente del nord Europa, sono più ordinati, più precisi, più puntuali, più categorici, più tempisti, no? D'accordo su questo. E allora non ci vuole molto per notare questa nostra caratteristica, appunto, no? E ci sentiamo sempre stressati, no? È difficile che l'italiano al nord in una certa maniera, al sud in un'altra, ma noi arriviamo nella seconda parte della trasmissione a parlare del sud, la Magna Grecia, capirete poi perché, e quindi cioè non smettete di ascoltarmi, perché c'è una bella sorpresa nella seconda parte. Quindi quello che voglio dirvi è questo: accettiamo i nostri, chiamiamoli difetti, che in realtà sono anche l'altra faccia di pregi meravigliosi, proprio perché nell'animo, oserei dire italofono, appunto, come lo chiamo io, c'è comunque una voglia anche di amare che è considerevole, ma per amare, e intendiamoci, per amare bisogna farsi in due, in tre. Per amare davvero bisogna sbattersi, sbattersi lo si può fare soltanto in maniera convulsa, no? Creando anche stanchezza, situazioni difficili, anche difficoltà di comprensione, perché noi siamo quelli che vogliamo parlare, approfondire le cose, vedasi la mia trasmissione, nel bene e nel male, ma che poi in realtà risultiamo anche a volte logorroici, no? Ci sono stati dei personaggi italiani di una logorrea spaventosa anche fra i politici degli anni 60, 70, 80, non senza far nomi, no? Per cui questa situazione in cui noi vogliamo raddoppiare, da una parte c'è una forma di gallismo, di ego, no? Alla Veneta faso tutto mi, no? Oppure alla Siciliana, minghia, io resisto, io vinco, eccetera. Quindi ognuno alla maniera sua, però il denominatore è quello lì. Da una parte c'è un ego ipertrofico, dall'altra parte c'è però anche la volontà di andare verso gli altri, capirli, amarli, sostenerli, accoglierli e favorirli, altro che razzismo. Quindi tutto questo viene ben raffigurato in una canzone che ha anche un ritmo così orecchiabile, ripeto, stiamo parlando di Espresso Macchiato, che sta avendo, basta accedere a qualsiasi social, sta avendo già un successo strepitoso, ma penso che Tommy Cash si arricchisca alla grande. Tommy Cash con i suoi baffi, con la sua maniera di muoversi, che è la risposta del nord a Lucio Corsi, no? Lucio Corsi è il menestrello che si lascia andare dal punto di vista dei sospiri, e invece Tommy Cash è quello che balla in maniera estremamente come dire vulcanica, proprio anche per cercare di imitare meglio il mondo italiano. Quindi non sentiamoci offesi. Questo è quello, secondo me, che dobbiamo pagare, questa forma di presa in giro, chiamiamola così, al successo che sta ottenendo attualmente l'Italia come mediatrice internazionale, il governo italiano, ma più in generale tutta una serie di spunti e di situazioni che rendono diciamo in qualche modo un passaggio più che accettabile dal punto di vista dell'immagine internazionale.
pace amen se il Papa non è italiano. Questo è un altro scotto che noi dobbiamo pagare per avere indietro altre cose, no? È proprio Tognazzi, la filosofia di Tognazzi, di Ugo Tognazzi, no? Che è morto nel 90, era quella proprio di dire: se voglio qualcosa devo dare in cambio qualcos'altro. Che è anche un pezzo forte della mentalità italiana, do des, che sembra negativo, sembra troppo viscido e ipocrita, ma non è così, perché effettivamente se tu vivi di utopie è un conto, ma se non vivi di utopie, per ottenere qualcosa devi dare in cambio qualcosa d'altro, c'è poco da fare, ma non di materiale soltanto, anche di spirituale in un certo senso. Ecco. Quindi Tommy Cash, viva Tommy Cash, sarà un successo straordinario, batterà tutti i record possibili di vendita dei dischi pregressi, delle canzoni pregresse di tutto il mondo, espresso macchiato. Nella sua semplicità, perché non è una canzone, anche il ritmo è monocorde il ritmo, no? Cioè, sicuramente l'avrete già sentita, no? Mentre in fondo è più complessa proprio per la base popolare e da chanteur dello stesso Lucio Corsi. Il terzo, tertium non datur, no, ma che questa volta c'è un terzo, ed è Gabry Ponte, perché per San Marino lui ha gareggiato e ha perso, è arrivato ultimo nella classifica dell'Eurosong Contest Festival. È arrivato ultimo per tanti motivi, perché tutta l'Italia, che peraltro è sicuramente un pezzo che ha avuto enorme successo già a Sanremo, no? Tutta l'Italia in realtà è un'estensione banale di alcuni concetti o di alcune prese di posizioni che appunto richiamano un tipo di nazionalismo secondo me troppo becero, che non è piaciuto né ai giovani né agli anziani di tutto il mondo, e ha prodotto appunto questa classifica estremamente negativa di Gabry Ponte. Peraltro dal punto di vista musicale è piacevole chiaramente tutta l'Italia, però non può essere paragonato né a Lucio Corsi né appunto alla trovata diciamo satirica di Tommy Cash. Quindi comunque il mondo italofono è stato protagonista, comunque la si metta, no? La faccenda in questo contesto appunto dell'Eurosong Festival. 3 canzoni, abbiamo detto, molto diverse come tipo di impostazione, come diciamo utenza effettiva di persone che le sentono, e via dicendo. Noi siamo, mi sembra, quasi arrivati, mancano ancora pochi minuti, quindi diamo un giudizio per la prima parte, poi ci sarà il break. Allora, un giudizio complessivo. Certo, la figura del filippina che gareggia per l'Austria con un timbro canoro quasi in falsetto, no? Ricorda i famosi castrati del Settecento, no? Che furono oggetto anche di alcune poesie famose della storia della letteratura italiana. È comunque il prodotto del postmoderno, no? Come lo era Conchita Wurst, no? Cioè un postmoderno che vedeggia su di tonalità LGBT più queer. Il soggetto è stato definito queer, e ovviamente tutto questo conquista il mondo dei giovani. Nell'intervista il vincitore filippino ha detto ma io non canto come un maschio o come una donna, io canto l'amore, incarno l'amore. Ecco, questo concetto è molto diffuso, tanto al punto che anche il giudizio del Papa sulle unioni LGBT, che pare negativo, è stato ampiamente contestato, perché nel mondo giovanile, e ci metto fra i giovani anche quelli fino a 45 anni, c'è questa
grossa convinzione che in 1000 maniere diverse, appunto, con un fluid gender, una sessualità completamente libera da schemi e da generi, ecco, l'unica cosa importante sia amare. Non contesto il principio in assoluto, però ho qualche dubbio sulla sincerità dell'amore in tutte queste realtà, ma mi fermo qui perché la mia formazione, lo sapete, è liberale, quindi cerco di capire, come sempre fatto anche come insegnante al liceo, tutte le posizioni, i gusti, le scelte e le produzioni fonetiche possibili e immaginabili. Questo fa parte un po' della mia mission. Tanto per non parlare italiano, naturalmente è ironico sotto questo punto di vista. Allora, cara Sveva, noi siamo poi arrivati anche alla fine di questa prima parte. Avete sentito come tutto poi va derubricato attraverso l'italianità, perché poi è vero che il mondo noi lo vediamo, possiamo vedere il mondo, il pianeta, l'universo, il firmamento, le costellazioni, ma le vedremo sempre dal punto di vista italofonico. Sentiamo il break, a dopo il break, Sveva. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea, Andrea. Eccoci qui nuovamente. Cambiamo completamente pagina, ma sono convinto che quello che adesso vi dirò rappresenta un passo in avanti nella coscienza di una Italia federale dal punto di vista della cultura, dal punto di vista della sensibilità e dal punto di vista del recupero delle proprie radici. Voi sapete che esiste al sud un insieme di zone, specialmente costiere, ma non solo, prevalentemente costiere, che riguardano l'intero ex regno delle due Sicilie, che viene chiamata Magna Grecia. Perché si chiama Magna Grecia? Perché il mondo greco, il mondo ellenico dell'antichità, aveva deciso di colonizzare l'Italia del Sud. Perché voleva colonizzare l'Italia del Sud? Perché purtroppo le terre greche non bastavano più. Tenete conto che la Grecia non è stata amata dalla natura e da Dio, perché molte terre sono rocciose, le isole sono raggiungibili con maggiore difficoltà, ma anche la parte continentale non è verdissima, è abbastanza brulla, poco fertile, ci sono diciamo delle aree che non sono facilmente coltivabili in Grecia. Questo era avvertito, al di là dell'enorme successo delle città come Atene, Sparta, eccetera, era avvertito dagli antichi, quindi stiamo parlando di un periodo prima di Cristo, e questi greci, che avevano anche scoperto la filosofia, la prima scienza, la prima tecnica, il primo modo di fare la guerra, diciamo nell'area mediterranea, decisero appunto di raggiungere un territorio diciamo più fertile, complessivamente più fertile, più verde, ecco, e con la possibilità di creare città appunto che diciamo replicassero nel gusto quelle della madrepatria, ma potessero svilupparsi in maggiore libertà e benessere.
Questo avvenne proprio in alcune zone del sud Italia, che non era lontanissimo dalla Grecia. Infatti voi sapete che l'Italia ha una forma da nord-ovest a sud-est che appunto andando verso sud-est si avvicina ai Balcani. Ora cosa succede? Che la Sicilia, della zona costiera, la Calabria, la Puglia, la Basilicata e la Campania hanno ricevuto appunto questi coloni, questi antichi coloni greci, che sono andati lì anche in più stadi temporali e hanno fondato delle città il cui elenco adesso sarebbe troppo lungo. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che ritengo che questo mondo della Magna Grecia molto particolare, ci metto anche la prima Napoli che si chiamava Partenope, no? Che era una dea di origine greca. Del resto Neapolis ricorda proprio l'idea appunto di città nuova rispetto alle città vecchie di origine greca, cioè della madrepatria. Allora, questo mondo della Magna Grecia ancora oggi conserva un patrimonio artistico eccezionale, fuori dalla norma, che è costituito soprattutto dagli antichi templi. Non solo, ci sono delle necropoli appunto di chiara matrice ellenica, ci sono dei contesti particolari come l'Orecchio di Dioniso a Siracusa, che è un'altra fondazione greca, poi c'è tutta la zona specialmente continentale in cui alcuni miti greci fondanti hanno dato il nome addirittura alla città. Taranto per esempio è la città di Taranis, ecco, non tutti magari lo ricordano ma è giusto farlo, che era il figlio del dio del mare, di Poseidone, quindi Poseidone aveva scelto come sede per mandare avanti la sua stirpe proprio Taranto, per la posizione che aveva. Quindi, ma soprattutto la bellezza maggiore è costituita dai templi che si trovano in diverse località del sud e in Sicilia. Ora può costruirsi, ridarsi fiato a una sorta di regio privilegiata, di regione di assoluta bellezza artistica, proprio sulla base sia dei templi stessi, cioè quindi delle costruzioni a tempio che ci sono, sia delle divinità a cui questi templi sono riferiti. E guardate, ho già trattato così a briciole questa questione, ma le divinità non erano solo maschili, le divinità erano anche femminili. Parliamo di Pallade Atena, cioè stiamo parlando della Magna Grecia, quindi di santuari, di edifici sacri dedicati a queste divinità. Quindi non c'era soltanto Giove o Saturno, ma c'erano anche appunto Pallade Atena, Cerere, quindi Tempio di Cerere, Vesta e Giunone, chiamata in greco Era. Tutte queste, ma non solo queste, anche ad altre minori, Afrodite, sicuramente anche c'è un tempio in Sicilia dedicato ad Afrodite. Quindi tutte queste realtà erano sentite come fortemente luminose, cioè come fonte di un sacro assoluto, che col tempo ovviamente è stato superato da altre realtà religiose che conosciamo tutti, soprattutto da quella cristiana, che ha le sue ragioni e di cui abbiamo parlato ampiamente negli ultimi tempi, in conseguenza dell'elezione del Papa. In realtà questo mondo antico non è mai morto completamente, come non è mai morto al nord, no, nel contesto padano, quel mondo celtico che ha dato l'origine ai suoi abitanti. Anche lo si vede nelle tracce toponomastiche, eccetera, come lo si vede appunto, abbiamo citato Neapolis, no, ma potrei fare una lunga lista, nella toponomastica delle città del sud, Taranto l'abbiamo vista, no, e via dicendo. Ora, spesso e volentieri anche
ci sono delle città che hanno cambiato nome come Messina, ma originariamente era Zancle, che è comunque un nome greco, e via dicendo. Quindi tutto questo mondo della Magna Grecia non lo puoi trattare come una muffosa eredità antica che non ha più significato. Questo è un mondo straordinario, questo è un mondo che alla luce di un'Italia realmente federale deve riprendere fiato, deve essere rilanciato, ma non soltanto intendo a livello turistico, che è la cosa più banale, anche se importante economicamente, che si può fare. Non è solo quello, è anche una questione culturale. E attenzione, arrivo al dunque. Qualcuno comincia a pensare che oltre a un cammino degli dei, sapete dov'è il cammino degli dei? Fra Bologna e Firenze, quindi nell'Italia del nord, del centro-nord. No, oltre al cammino degli dei ci possa essere uno straordinario, Sveva, ausculta bene Sveva che ti riguarda, cammino delle dee, quindi non degli dei al maschile, ma delle dee al femminile, che nell'antico mondo greco e magno greco avevano un'importanza straordinaria, perché l'ho già detto 1000 volte, le donne nell'antichità non venivano considerate esseri inferiori, mi spiace, nell'antichità venivano considerati au pair nel senso in assoluto come importanza rispetto a Giove, Saturno e quant'altro, ma comunque dotate di un potere particolare che le rendeva di oggetto di devozione assoluta, e bisogna andare proprio in queste città, in queste zone archeologiche della Magna Grecia per capire che le realtà che ho citato prima, Afrodite, Cerere, Atene, era Giunone, Vesta, eccetera, erano considerate le più grandi divinità dell'universo, che erano in grado di dare la vita. Ecco, di dare la vita attraverso il parto, attraverso l'alimentazione, attraverso la cura dei figli e della specie, attraverso addirittura la gestione di una città. Partenope era la dea che aveva in mano l'antica Napoli, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo comincia a generare, alla luce anche di un'Italia federale che è rispettosa di tutti i vari popoli che la compongono naturalmente, e così come noi padani chiediamo rispetto da parte di chi non è padano, noi dobbiamo dare rispetto alla luce di questa visione del mondo a chi padano non è. In ogni caso, in ogni forma possibile e immaginabile, dall'economia all'arte, alla cultura, allo spettacolo. Allora, il cammino delle idee, come si configura? Perché esistono molti cammini religiosi che sono stupendi, in parte io li ho fatti, Cammino de Santiago, il cammino della via Francigena che arriva fino a Roma, il cammino verso l'Oriente che passa di Appia, Brindisi e poi salpa verso Gerusalemme. Sono dei cammini autenticamente cristiani, religiosi, che sono stati rilanciati negli ultimi 50 anni. Ne abbiamo parlato in questa trasmissione perché fa parte sicuramente della cultura popolare. Però non c'è solo quello. Non c'è solo il mondo cristiano, c'è anche un mondo pre-cristiano al nord e al sud che è di assoluta importanza, è di assoluta urgenza e va rivisto e rilanciato in forma tale che se ne possa ancora comprendere il senso ultimo. E attenzione, sto arrivando alla parte più scioccante di questa trasmissione, perché vedete, mi viene in mente una frase appena sentita da Papa Leone XIV, che dice: dobbiamo costruire ponti. Va bene, sono d'accordo. Cominciamo a costruire i ponti dell'Italia,
i ponti del nostro territorio, poi penseremo anche agli altri ponti, i ponti verso l'Africa, i ponti verso l'Asia, i ponti verso l'America, già il Papa stesso è un ponte, i ponti verso l'Asia e compagnia bella. Cominciamo a pensare ai ponti italiani, perché il leghismo, ricordatevelo sempre cari ascoltatori, non è divisione, è unione, si chiama Lega, non si chiama disfo, distruggo e taglio, non si chiama così, si chiama Lega. Allora, detto questo, che è una battuta, uno slogan, e me ne scuso, penso che il ponte sullo stretto sia prima ancora, attenzione, porto l'acqua al mio mulino, prima ancora che una questione economica, una questione di traffico veloce, una questione di possibilità di comunicare meglio fra le varie parti d'Italia, ecco, il ponte sullo stretto sia innanzitutto una passerella verso il mito, la riscoperta del mito, la riscoperta delle antiche divinità femminili. Perché? Perché esistono due radici territoriali che sono Paestum, sulla costa occidentale in Campania, che in realtà si chiamava in greco antico Poseidonia, Paestum è un nome latino, ok? Non confondiamo mai la cultura greca con la cultura latina, sono due cose diverse. Poseidonia, quindi la città di Poseidone, Taranto è la città del figlio di Poseidone, Taranis. Quindi stavo dicendo Paestum sulla costa occidentale e Vieste, accidentaccio cane, direte voi, ma che ci sta a Vieste? Boh, Vieste c'è il tempio di Vesta, è la città di Vesta, della grande divinità Vesta. Per cui queste due zone d'origine fanno partire dei tracciati che portano inesorabilmente verso la Sicilia. Il tracciato occidentale parte da Paestum e arriva a poco, no? Passando da Elea, la città di Parmenide, il grande filosofo Parmenide, perché i grandi filosofi erano italiani già, non erano greci. Mamma mia ragazzi, Eraclito e Parmenide, signori, ecco. Sì, espresso macchiato, certo, bevevano già l'espresso macchiato, probabilmente per star su, per pensare bene, per far funzionare il cervello, ma comunque vi stavo dicendo, questa linea, questa strada, no? Che è stata costretta purtroppo, diciamo, a passare anche attraverso la Napoli-Reggio Calabria, l'autostrada più catastrofica dell'universo, ma appunto questa linea porta inesorabilmente verso Reggio Calabria. L'altra linea, appunto, passa da Taranto, appunto, passa giù da Vieste, arriva fino a Taranto, Metaponto, che è una città, vi assicuro, stupenda da visitare, c'è un tempio di Atena anche a Metaponto, e arriva fino alla Calabria di Crotone, dove c'è un tempio dedicato a Era Giunone. Lì sulla costa ionica si arriva, no, quindi non come la costa tirrenica, l'altra linea, si arriva comunque a Reggio Calabria, dove tra l'altro nel museo ci sono i bronzi di Riace, ma qui i bronzi di Riace non hanno una luminosità, sono due semplici soldati. Ecco la necessità di attraversare lo stretto e raggiungere appunto Zancle, l'attuale Messina, raggiungere Siracusa, dove esistono altre vestigia di antiche divinità femminili, ecco, davvero straordinarie, e si arriva poi ad Agrigento, nella Valle dei Templi, dove esiste un tempio dedicato a Cerere. Ecco, perché le cose vanno dette, no? Non c'è solo il tempio dedicato a Giove, c'è il tempio dedicato a Cerere, e lì vicino a Segesta e Selinunte,
ancora nella Sicilia occidentale, ci sono altre due realtà molto interessanti, tra l'altro con un tempio di, appunto, abbiamo detto, di Afrodite. Quindi noi siamo di fronte a un vero e proprio cammino delle dee che recuperano tutta questa luminosità antica. Guardate, il cristianesimo ha un valore assoluto perché noi siamo diventati adulti, il mondo è diventato adulto passando dalla dimensione precristiana a quella cristiana. Ma questo non significa dimenticare e distruggere ciò che è venuto prima. No. È una somma, l'attualità è la somma delle cose, non è l'eliminazione delle radici. E le radici vere laggiù, ma ovviamente so di essere ascoltato, se Dio vuole, da qualche gatto, cioè voglio dire, da poche persone, non tantissime, ma spero che siano sempre di più anche del sud, che saluto, abbraccio e bacio, e lì appunto c'è proprio la costruzione di questa via meravigliosa che è il cammino delle dee, che recupera tutta l'antica tradizione della Magna Grecia. Certo, voi direte, ma c'erano anche dei popoli non greci, ma accidenti, come i Celti al nord, c'erano i Sicani, i Siculi veri e propri, c'erano i Bruzzi, c'erano i Sanniti ovviamente al centro-sud, gli Apuli. Potrei fare un elenco che ho insegnato a scuola perché ho sempre amato tutta l'Italia anche prima di Roma, no? E quindi arrivo dunque, certo la Magna Grecia ha una sua particolarità proprio perché è di matrice ellenica, ma il mito di queste idee va conosciuto fino in fondo, e a questo punto il famoso ponte sullo stretto, riprendo il discorso di prima, non è soltanto economia e trasporti, ma è la passerella verso l'eternità del mito al femminile. La possibilità, cioè, non solo turistica, certo il turismo può essere un viatico, ma proprio di ripresa in possesso della cultura antica, che permette appunto di ridare valore a queste straordinarie divinità del mito, appunto. E quindi appunto il ponte sullo stretto è anche finalmente la possibilità di conoscere con rapidità, poterci arrivare, ma anche riprendere meglio nei vari passaggi, no? Tu ti fermi nei posti se sai che dopo puoi andare più velocemente, se sai invece che arrivi in Sicilia dopo un giorno, ti gira storto la faccenda e non ti metti in cammino. Ecco, quindi unire la modernità con l'antichità, che straordinaria cosa è. E a questo punto voi penserete che io stia facendo un'apologia di un famoso politico, ma non è così, l'ho sempre pensata questa faccenda, ve lo giuro. Allora, il ponte sullo stretto è lì a indicare agli uomini moderni e postmoderni di riprendersi in mano l'antico mito e poter appunto arrivare dalle zone apule e da quelle campane fino giù in Sicilia, ecco, attraverso questo percorso, appunto il cammino delle dee, signori, siamo nel 2025, la donna ritorna a essere regina, fulcro dell'universo, non del focolare, dell'universo addirittura. Noi ci siamo dotati di una regista donna che non è più la padrona del focolare, è la padrona dell'emittenza libera, più libera dell'universo, Radio Libertà. E quindi noi ci siamo muniti di questa realtà luminosa che rappresenta appunto nel segno anche stesso che lei, mi sta ascoltando chiaramente spero, nel segno che incarna, che è il segno della Vergine, un segno estremamente sacro, il segno della Vergine. Guardate come nella cultura popolare si incrocino musica, ne parlavamo prima, astrologia,
antica religione, mitologia, non è cultura dotta questa, perché affonda le radici in alcune intuizioni tipiche della cultura popolare, e certamente il mondo femminile è l'interpretazione più schietta della cultura popolare, del mondo popolare, di un mondo che vuole, tra le altre cose, ricostruire l'Italia. United States of Italy, laddove una Padania al nord, ben riconosciuta e riconoscibile, una Magna Grecia al sud, veramente ridiano fiato e forza a un universo che ha bisogno, certo, di espressi macchiati. Andrea, c'è un'ascoltatrice, la facciamo intervenire? Certo. Sì, un minuto che la collego. Sentiamo l'ascoltatrice che a questo punto, in una trasmissione del genere, ha diritto più di tutte le altre realtà maschili di parlare. Sentiamola, pronto? Vediamola, sentiamola. Pronto? Buonasera. Salve. Buonasera. Salve. Scusi Salve. se disturbo, però stavo sentendo la trasmissione, che la sento tutte le volte perché mi piace tantissimo. Io volevo dirle, non so se si ricorda i barbari, di come tenevano, per loro la moglie era una regina. Certo. Voglio dire, proprio per i barbari, che sono così denigrati e tutto. E poi un'altra cosa, i ponti di cui parla Papa Leone, è il ponte tra la terra e il cielo, non sono i ponti di cui parlava l'altro Papa, per dire, no? Scusi, certo. Grazie, buonasera. No, certo, ha fatto bene a fare questa precisazione. Allora, per quanto riguarda il mondo dei barbari, allora abbiamo detto tante volte, perché le cose vanno chiarite, non si buttano lì tanto per dire da parte mia o da parte di altri. Allora, abbiamo detto tante volte che i barbari non erano veri barbari. Questo è un refrain tipico già di Radio Padania, che è diventata Radio Libera. Cioè i barbari, i Goti, i Visigoti, i Longobardi, tutto il mondo celtico ovviamente, il mondo germanico, il mondo slavo, non erano dei veri barbari. Avevano una loro cultura, avevano un loro mondo, avevano una loro capacità di dare dignità anche alla donna, naturalmente, in una versione nordica, ecco, non mediterranea, in una versione nordica che è diversa anche antropologicamente, no, da quella mediterranea. Quindi sicuramente tutto questo va ricordato, perché appunto al nord, che ha qualcosa di barbarico in senso buono, cioè appunto le popolazioni dei Longobardi e dei Celti hanno battezzato la nostra civiltà del nord, ma anche lì c'era comunque una visione, mi viene in mente per esempio la figura di Brigitte, no? Che è molto amata in Scandinavia, eccetera, eccetera, che comunque aveva proprio una sua luminosità. Questo perché è vero, riscopriamo la mitologia, riscopriamola, non per offesa al cristianesimo, anzi, l'ho già detto, il cristianesimo è un'evoluzione rispetto al precristiano, ma il precristiano non va mai dimenticato, e l'antica mitologia nordica per un motivo e mediterranea per l'altra vanno riprese, vanno rilanciate, laddove entrambe, pur in maniera diversa, avevano questa forza nei confronti della donna. Sulla questione delle parole del Papa, certo, il concetto di ponte, penso che non basterebbe una sola trasmissione o un gruppo di trasmissioni per spiegare questo concetto. È bello e giusto farlo, perché la lingua italiana è ambigua. No, io prima ho parlato di italofonia e quindi ho anche esaltato i valori dell'italofonia, però è in sé un po' ambigua la lingua italiana, e quindi la parola ponte può effettivamente esporsi a varie interpretazioni. Probabilmente lei ha ragione, cara ascoltatrice, proprio perché questo pontefice, usando un linguaggio che forse è leggermente più evoluto e articolato del pontefice precedente, cerca appunto di porci in una condizione non soltanto banale, materiale, no? Ecco, ma una condizione metaforica, appunto autenticamente sacra e religiosa, laddove il ponte e i ponti sono quelli che noi costruiamo rispetto alle divinità. Quindi anche il cammino delle dee comunque non viene meno a questa funzione, perlomeno a livello culturale. Certo, chi è che oggi direbbe no, prego Saturno, oppure prego la dea Venere, prego la dea Tele? Fa ridere, no? È ovvio, ma che vuol dire? Ma non ha importanza. L'importante è riconoscere
che nel cielo, nel firmamento, esistono tutte queste realtà, esistono, quindi noi dobbiamo rapportarci, dobbiamo conoscere, perché conoscendo loro, conoscendo le idee, conosciamo noi stessi. Quindi come al nord ci vorrà, ma sarà fatto un cammino dei Celti e dei Longobardi e soprattutto delle donne di questo mondo, delle donne diciamo pregresse, antiche. Io non sono un antichista, io sono una persona che vive nella modernità, ma la modernità è fatta anche di radici, si badi bene, e di sviluppo partendo da quelle radici, e quindi al sud invece questo cammino delle idee che vede proprio in una costruzione modernissima come il ponte sullo stretto, con una campata meravigliosa che in un attimo permette, va bene, a chi viene dal nord di raggiungere la Sicilia, e quindi ricollega l'Italia. Ma noi, chi ha detto che il leghismo vuole distruggere l'Italia? Ma stiamo scherzando? La vuole ricostruire certamente in una chiave federale, perché non sono i ponti che distruggeranno le varie identità, non sarà quello, sarà appunto un nuovo modo di gestire l'intera Italia in chiave federale, in rispetto reale di tutti i popoli che la compongono, laddove a scuola si insegneranno anche i cosiddetti dialetti, anche le cosiddette tradizioni locali, eccetera, eccetera, ma certamente sarà cosciente il fatto che in questo mosaico meraviglioso noi troveremo il senso ultimo della nostra vita, della nostra libertà, della nostra identità. E scusate un po' di retorica finale, siamo arrivati alla fine grazie alla nostra dea Sveva, che riassume magicamente il nord germanico e la mediterraneità della Roma dove è nata. Un grande abbraccio a tutti, a risentirci. Venezia risorga Venezia per sempre. Avete ascoltato Cultura e Arte con